Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta, siamo a Taglio di Po, siamo nella chiesa San Francesco a Taglio di Po, sono con Don Damiano Vianello e Marco Finotti, reduci da un successo secondo me importante a San Pietro. Marco, tu che sei il maestro di questa corale di Mazzorno, stiamo appunto parlando di questa corale che sta mettendo successi in giro per l'Italia, cosa avete fatto a San Pietro? Ciao a tutti, non è la prima volta che la Corale di Mazzorno Destro affronta un viaggio a Roma, è già la seconda volta. Nel 2018 avevamo varcato le porte della chiesa madre di tutto il mondo, che è San Giovanni in Laterano, ed è stata un'esperienza molto molto bella. Questa volta invece l'esperienza è stata molto più importante, perché la chiesa della Basilica di San Pietro a Roma è la più conosciuta e la più importante del mondo, e cantare all'interno della Basilica è stato veramente emozionante, è stata un'esperienza spirituale molto 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 profonda, e ci siamo anche presi i complimenti dalle persone, dagli addetti ai lavori, dai maestri di cappella, quindi per noi è una grande soddisfazione e una grande emozione, insomma. A Don Damiano, che oltre che è un cantante, anche la guida spirituale di questa corale. Allora, innanzitutto, quanto si diverte lei? Perché io ho visto a cantare nella corale. Beh, personalmente mi diverto un sacco. È bello vivere insieme questa amicizia, è bello poter cantare insieme e cantare per il Signore. Poter cantare nella chiesa più bella e più importante per la cristianità, come certamente la Basilica di San Pietro, è stata una grande emozione. Così come sapere che nelle nostre comunità di Taglio di Po e di Mazzorno Destro ho la fortuna di avere queste realtà molto belle dei cori, compreso quello di Mazzorno Destro, che sta facendo furori, quindi mi diverto davvero un sacco. Ecco, tra le caratteristiche di questa corale, che è transcomunale, c'è gente di Adria, gente di Corbola, gente di Taglio di Po, gente di Mazzorno, e poi state animando una frazione che si stava un po' spegnendo, e sicuramente con la corale e non solo, anche con le commedie che fa Marco, che ogni tanto poi vede anche il Don. Qualche volta sì, riescono a tirarmi dentro e a farmi partecipare anche in modo attivo, ed è una cosa molto bella. Poi diventa davvero complicato potersi impegnare di più anche in questo. Però è vero, la realtà, anche quelle più piccole, come può essere una realtà molto semplice e pur bella di Mazzorno Destro, sono linfa vitale, per cui quando anche attraverso l'esperienza del canto, del coro, della commedia, dello stare assieme si riesce a portare vita e soprattutto la volontà di stare assieme, si anima il territorio e si fa star bene e si può camminare anche in quello che è il cammino della vita. Siccome voi ci avete poi abituato a successi sempre più grandi, a questo punto andate a Washington, alla Casa Bianca, dove andate? Il prossimo giro da San Pietro in su cosa si può fare? Ma effettivamente è una domanda che ci siamo posti anche noi. Appena usciti dalla Basilica abbiamo detto: dove andiamo ora? Sicuramente stiamo pensando già a qualcosa all'estero, ecco. Diciamo che di impegni futuri abbiamo un concorso organizzato da ASAC Veneto ad Adria, e poi avremo anche una sorpresa intorno all'8 di dicembre, in cui avremo modo di presentare una nuova opera in onore della Madonna del Vaiolo. Ecco, io mi propongo come media partner, e quindi sappiate che mi sono autopromosso. Adesso vi facciamo ascoltare un brano che abbiamo trovato su Facebook della vostra esibizione, e vi facciamo i complimenti. Corale di Mazzorno, Don Damiano e Marco Finotti, e naturalmente tutte le 27 o 28 persone che fanno parte. Complimenti. Grazie.